just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my crazy world
La diretta di Veneto Globe, ben ritrovati amici, che meraviglia, oggi sabato 28 dicembre 2019, ci stiamo avvicinando sempre di più al termine di questo anno lunghissimo, come tutti gli anni del resto, ma che poi sono quelli che vanno vissuti interamente, proprio vissuti bene. Siamo in doppia diretta oggi, anzi forse tripla, quadrupla, ma quella più importante è sicuramente la diretta streaming che state osservando sui canali Veneto Globe e anche i social. Ma siamo in diretta anche su RC Radio, quindi vado a fare un saluto doveroso anche agli amici che ci ascoltano dalla macchina, da casa, comodamente in radio, quindi grazie a tutti quanti. Siamo a San Vendemiano, per chi ancora non lo sapesse, quindi se vi siete collegati solo ora e non ci avete seguito nelle scorse precedenti settimane nelle nostre dirette qui a San Vendemiano, ci troviamo proprio al villaggio di Natale, alla Magie d'inverno. Questo è il grande evento che sta spopolando in questo periodo. Se guardate le immagini che stanno andando in onda, sono proprio quelle della pista di pattinaggio che adesso si è leggermente svuotata, ma fino a poco tempo fa, credetemi, davvero c'era un sacco di gente che partecipava e provava l'emozione dei pattini sul lame, quindi sul ghiaccio. Davvero credetemi, alle 2:30 circa c'era la coda fuori per entrare nel palazzetto che è qui davanti a noi. Tra pochissimo peraltro avremo anche degli ospiti, perché questa sera ci sarà un grande evento qui a San Vendemiano presso la palestra polivalente in via De Gasperi. Ci sarà il gran concerto di fine anno in collaborazione con la scuola Coletti, scuola di musica Coletti. Tra poco avremo ospiti alcuni dei protagonisti di questo concerto, e quindi avremo sicuramente il maestro, il direttore d'orchestra Dino Doni, poi avremo anche il maestro Nadai che abbiamo già conosciuto nelle settimane precedenti, avremo Elena Lucca e Enrico Nadai. Ecco, questi sono i nomi che ci sono arrivati. Poi per carità, se arrivano anche altri, dato che saranno molti i musicisti che questa sera appunto si metteranno in gioco proprio per questo gran concerto di fine anno, noi siamo ben lieti comunque di ospitarli tutti. Ci sarà anche un altro evento qui che sta per iniziare proprio sul palco, sul main stage, ma di questo ve ne parlo tra pochissimo. Intanto noi andiamo avanti con la musica un po' qui su Veneto Globe e su RC Radio. Rimanete con noi perché tra poco rientriamo in diretta con le interviste e con tutte le news su Magie d'inverno. Arriva Mika! Could be staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know, will I see you again? I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. Vieni con me, Vieni con me. io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know will I see you again? if I see Feel like you a fool, 'cause you're again. not even there. I'm writing the song and you don't even care. Throw me a lifeline, open the door, pick up my heart that you left on the floor. On the floor, On the floor. io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes. And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know if I see you again. Funny how the time goes rushing by, and all the little things we leave behind. But even then, in everything I do, it's a little bit of me and a little bit of you. When will I see you again? When will I see you again? When will I see you again? When will I see you again?
weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let us know, let us know, let us know. It doesn't show sign of stopping, and our bright sun corn for popping. The lights are some way down low. Let us know, let us know, let us know. Where we finally kiss goodnight, our way going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire slowly dying, my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let us know, let us know, let us know. It doesn't just sign of stopping, and our bright sun come for popping. The lights down way down low. Let us know, let us know, let us know, let us know. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, still goodbye. As long as you love me so, let it know, let us know, let us know. Let us know, let us know, let us know. Let us know, let us know, let us know. E non possono davvero mancare le canzoni natalizie durante le nostre dirette. Allora sentite sicuramente in sottofondo un po' di musica che arriva da lontano. Sentirete delle voci, sentirete un po' di musica particolare che c'è oggi qui a San Vendemiano. Esattamente è quella della Baby Dance. Ve l'avevo detto che ci sarebbe stato questo evento oggi, è iniziato più o meno con noi proprio durante questa diretta e quindi ci accompagnerà per tutto il tempo della nostra diretta oggi. La Baby Dance è uno spettacolo dedicato proprio ai bambini, in particolare ai più piccoli, e quindi le canzoni che i più piccoli amano cantare e ballare, ovviamente. Non li potete vedere in questo momento, ma stiamo cercando comunque una soluzione per farvi vedere le immagini che ci sono sul palcoscenico proprio qui davanti ai nostri occhi. Se riusciamo a metterle in onda le immagini, in teoria ce la facciamo. Allora, ho visto che stanno preparando tutto, abbiamo una squadra di tecnici preparatissimi, ve lo assicuro, sono tutti molto in gamba e stanno lavorando per noi per farvi vedere le immagini anche della Baby Dance, quindi di questo evento che sta andando adesso proprio sul palco principale qui a Magie d'Inverno a San Vendemiano. Allora, tra pochissimo vedremo insieme e commenteremo insieme le immagini. Non so se avremo, lo chiedo per conferma ai nostri tecnici, non so se avremo anche l'audio di quello che l'audio no, ecco, però le immagini le potremo vedere. Vedo che una telecamera si sta spostando adesso, eccola qui. Ecco, queste sono le immagini ufficiali del palco principale. Lo vedete? Ci sono dei simpatici, come possiamo chiamarli? Degli elfi, dei folletti che stanno intrattenendo i più piccolini con la musica e le storie che piacciono chiaramente ai più piccoli. Le vedete insieme a noi, vedete anche le immagini della piazza, insomma sono tante le persone che sono arrivate oggi qui per celebrare questa giornata, questo weekend che è iniziato oggi, continuerà domani e sarà un weekend molto lungo perché continuerà poi fino al 31 e quindi alla festa grande per il Capodanno, quindi saluteremo insieme il nuovo anno, anzi saluteremo il vecchio anno e daremo il benvenuto a quello nuovo. Ecco, le immagini arrivano anche da noi, vedete un nostro operatore si sta avvicinando e ci sta facendo vedere, anche se dice tagliamo, chiudiamo questa camera. Perfettamente, allora siamo rientrati nel nostro palazzetto dove è giusto comunque far vedere quello che sta succedendo, vedete. Io ve l'ho già detto diverse volte, questa pista è una pista di ben 800 metri quadri, quindi ha bisogno anche della giusta manutenzione. In questo momento sta passando la macchina rasaghiaccio
la macchina rasaghiaccio è quella che permette di tirare la pista in maniera ottimale. Ecco, siamo rientrati anche nella nostra casetta studio. Io mi sto spostando tra un microfono e l'altro perché cercavo anche di dare spazio ai nostri tecnici che si sono inventati una cosa meravigliosa per farvi vedere le immagini. Ecco, sentite sicuramente in sottofondo anche lì, quella è la telecamera lì, sì, la vedo, mi fanno cenno, parla lì. Io non sono abituato a parlare in camera, chiaramente io facendo la radio parlo al mondo così, senza però fissare un obiettivo, quindi ma va bene, ci proviamo. Comunque faccio il saluto agli amici di Veneto Globe, ecco, che ci stanno seguendo qui nella nostra diretta, quindi andate su YouTube, condividete tutti i video, perché poi più siamo e meglio stiamo in realtà, no? Questo è poi lo spirito che ci piace di più di questo Natale, e quindi io direi di continuare con un po' di musica, aspettando, vedo che sono arrivati i nostri ospiti, quindi lanciamo una canzone, rientriamo in diretta con i grandi ospiti del concerto di Natale, proprio questa sera qui in quel di San Vendemiano. A tra poco! Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those Jingle bells, those holiday Jingle bells, Those happy Jingle-bells. I love those jingle bells all the way. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow We are dashing. in a one-horse open sleigh. Ed eccoci quindi, rientriamo in diretta a Veneto Globe, amici, ma anche su RC Radio, e come promesso vi ho portato i primi due ospiti della giornata di oggi. Parlavamo prima del gran concerto di fine anno che ci sarà questa sera qui a San Vendemiano presso la palestra polivalente in via De Gasperi, e vi ho portato assolutamente due personaggi molto importanti. Uno già lo conosciamo, è un volto noto per noi, è il maestro Nadai, e poi abbiamo anche il direttore dell'orchestra questa sera, Dino Doni. Bentrovati. Grazie. Fa freddino, no? Vi siete anche spogliati, vi siete messi comodi, io invece sono tutto bardato. Ma venendo da fuori. Giustamente. Allora, questa sera parlavamo, c'è questo evento molto importante, un concerto di fine anno che vede tanti protagonisti e sicuramente è musica di alta qualità. Chi vuole iniziare a raccontarci un po' quello che potremmo vedere questa sera qui a San Vendemiano? Lasciamo il maestro Doni. Lasciamo il che è maestro, direttore. Ecco, sì. Allora, questa di stasera è un programma variegato che abbiamo pensato per accontentare i gusti di tutti, e quindi spazierà dalle canzoni più celebri come Stand By Me, come Amazing Grace, a quelle natalizie più conosciute, più famose, ma abbiamo cercato di inserire brani strumentali famosissimi come i tanghi di Piazzolla, per certo. cui un potpourri notevole, ecco, che spazia dalla voce allo strumento e all'orchestra, che questa sera sarà la piccola orchestra veneta, Della quale tra poco parleremo anche insieme al maestro Nadai. Io mi riscuso di nuovo anche con i nostri ascoltatori perché in sottofondo abbiamo la musica della baby dance che c'è in questo momento sul palco principale qui fuori. Quindi ecco, magari non è la musica più adeguata per quello di cui stiamo parlando, ma non ci preoccupiamo, d'altra parte siamo all'interno di un grande evento. Magie d'inverno a San Vendemiano propone tante cose, tra cui anche queste per i più piccoli, quindi riusciremo sicuramente a parlare anche di musica di qualità, come abbiamo già fatto in precedenza, anche con questo sottofondo che, come dicevo, non è proprio il più adeguato. Ecco, parliamo allora di questa piccola orchestra veneta. Sì, la piccola orchestra veneta nasce 20 anni fa, e fra
la scuola di musica Totti del Monte di Solighetto Sì. e la scuola Poletti di San San Miniano. Nasce durante i corsi estivi che per 18 anni abbiamo tenuto su a Villa Brandolina e Solighetto, Certo. e da allora non ci siamo più fermati. Oltre 400 concerti, 2 dischi. Addirittura. Sì, abbiamo fatto 2 dischi, sempre live, registrazioni live. Che poi sono i migliori, no? Dove c'è l'anima vera del musicista. Certo, sul palco. certo. Uno in particolare, musiche da cerimonia, abbiamo dovuto fare con una ristampa. Perché Che sono andati via. proprio. era molto richiesto. E quest'anno appunto noi abbiamo già cominciato un tour per il ventennale. Certo. Abbiamo iniziato il 1° dicembre al Centro Pertini di Jesolo. Ok, sì. E questa è la quarta data ormai che facciamo. E però la novità del 2020 sarà che suoneremo io spero tutte, se non ce la facciamo nel 2020 prolunghiamo, in tutte le chiesette storiche del territorio UNESCO. Sicché è l'unica e la prima iniziativa culturale che viene fatta proprio in questi posti. Io stesso, proprio l'altro giorno, per dire, guardando le varie sedi ho scoperto che a 1 chilometro da casa mia c'è una chiesetta antica del 700. Ci sarò passato davanti sulla strada migliaia di volte, perché è a piede guarda la strada per andare a Follina, io abito a Soligo, e non l'ho mai vista. Cioè non sapevo proprio che esistesse, sicché faremo conoscere proprio queste opere d'arte. Beh, direi doppia valenza, quindi la musica unita anche a questi scenari meravigliosi che sono le nostre chiese, no? Esatto, perché ognuna, oltre alla storia, la maggior parte sono affrescate oppure hanno dei dipinti anche importanti che sono poco conosciuti. È vero, è vero. Sicché ci sarà un esperto che presenterà affreschi, dipinti e quant'altro, e la musica. Io devo farvi da parte mia i complimenti perché l'iniziativa è davvero molto molto interessante. Grazie. E sarà quindi musica sacra in questo caso all'interno dei concerti o comunque variegata, come diceva prima il maestro? Ci saranno vari omaggi e ci saranno veramente delle presentazioni degli strumenti. Ad esempio, mi vanto negli ultimi 15 concerti di aver diffuso il mandolino, uno strumento che era molto suonato in territorio UNESCO. Cioè, io ho visto delle vecchie foto, eccetera, dove c'erano delle vecchie bande, dei cori, e c'era della gente che aveva il mandolino in mano e anche il violino. Certo. Però presenteremo l'arpa, l'oboe, il violoncello, di tutto e di tutto. In modo da far riscoprire anche la bellezza di alcuni strumenti che magari oggi rimangono un po' più indietro, no? Oggi si sa, i giovani magari preferiscono uno strumento tra virgolette moderno. Certo. Ma invece l'avvicinamento anche a strumenti che insomma sono quelli della base classica della musica, voglio dire, è davvero un'ottima idea, un'ottima iniziativa. Il mandolino mi veniva in mente, magari noi lo associamo di più a quella che può essere la musica napoletana, no? È vero, ma difatti eseguiremo anche Cacace, che è un autore napoletano, e appunto eseguiremo di lui un concerto per mandolino e archi. Ma non solo, dopo... Però è vero Giancarlo, ha anche un passato illustre, non a caso Vivaldi, no? Ha scritto diversi concerti, Mozart lo utilizza anche nelle sue opere. Vero, verissimo. Per cui è uno strumento molto molto
molto usato e diffuso, che poi un po' si è perso. Si è perso ed è rimasto magari con la musica ma popolare. con letteratura di veramente di prestigio, che è giusto rivalutare. Mi sembra bellissima l'iniziativa della piccola orchestra veneta. Ci sarà un assaggio anche questa sera di queste cose, oppure sarà proprio una novità del 2020? No, sarà una novità del 2000, cioè una novità, già li abbiamo fatti. Certo, ad esempio, no, certo. I concerti di Vivaldi ne ha fatti 2 per bandolino e 1 per 2 mandolini, li abbiamo già proposti. Ok. Però no, questa sera ci saranno ci sarà l'orchestra, ci sarà il coro e ci saranno dei solisti, 2 dei quali conosceremo anche tra poco. Certo, abbiamo 2 Enrico cantanti. Nadai e Elena Lucca, se non vado errato, sono Le 2 voci, cantanti le solisti in questo voci caso. eccezionali. E voglio anche spendere una parola per la chicca di questa sera, che è questo ragazzino che è un chitarrista di San Donà di Piave di 9 anni, Paolo Zamuner, che suonerà un brano con la chitarra elettrica, un brano famosissimo di Gary Moore, dell'Honor, per la prima volta accompagnato con l'orchestra. Meraviglia. Quindi per lui 9 anni credo sia una magia d'inverno. Esatto, ne ho sentito parlare di questo ragazzo e sembra proprio una promessa della proprio chitarra. un bambino, proprio un sì, bambino, infatti, 9 anni è ancora un bambino, sì, vero? sì, è proprio un bambino, ma straordinario. Tra l'altro, maestro, lei, se non vado errato, arriva proprio dalla chitarra, dallo studio della chitarra. Certo, quindi, certo, difatti il mio percorso è iniziato proprio con la chitarra elettrica. Per cui dal rock, dalla musica pop, poi a 20 anni ho avuto una sorta di conversione alla classica, quindi alla chitarra classica, per poi passare alla direzione d'orchestra. Però è vero, e non disdegno nulla, anzi, insomma, è sempre formazione assolutamente a 360 gradi. Ne parlavamo anche l'altra volta nell'intervista che abbiamo fatto, cos'era, un paio di settimane fa, se non vado errato, proprio di questo passaggio dalla musica classica alla musica moderna. Tanti giovani si avvicinano prima allo strumento moderno, ma la base classica è fondamentale, assolutamente. Da lì parte poi tutto il resto, quindi sarebbe proprio da partire così. Il percorso dovrebbe essere quello. In questo caso per lei è stato inverso. È stato l'inverso. E poi c'è stato il passaggio alla direzione d'orchestra. Sì, e poi c'è stato il passaggio negli anni, primi anni 90. Mi sono diplomato all'Accademia Musicale Pescarese col maestro Renzetti, e da là è iniziato un po' il percorso, la collaborazione con varie orchestre, quella di Lubiana, i pomeriggi musicali, insomma altre orchestre di un certo prestigio, e siamo arrivati qua. Tante collaborazioni, io ho letto anche di qualcosa in Vaticano, quindi con Papa Francesco. Quella è stata un'esperienza importante di 3 anni fa, credo ormai. E il primo disco praticamente voluto dal Vaticano e da Papa Francesco, dove io ho curato tutti gli arrangiamenti, gran parte insomma degli arrangiamenti dai canti gregoriani, rivisitati in una specie di chiave moderna, più moderna, certo. Tra cui c'era anche il nostro Enrico Nadai a cantare una di queste canzoni. Infatti Enrico è un volto di casa nostra, ma è un volto noto, poi magari ne parleremo chiaramente insieme a lui del suo percorso. Ma poi altre collaborazioni, so che c'è stato comunque qualcosa di televisivo, qualcosa di importante anche con la Rai. Quello poi col mio lavoro di direzione d'orchestra sono chiamato spesso per la consulenza musicale, per cui lavoro ormai con la Rai come libero professionista, certo. Ovviamente, ma da diversi anni ho curato la prima edizione in 4K, per dire, del Barbiere di Siviglia, che è stata messa e andata in onda anche in Radio 3, Rai 3. E poi collaboro col maestro Riccardo Muti da ormai 3 anni, che tutti conosciamo sicuramente. Conosciamo, con la realizzazione delle sue opere, delle prove che adesso si possono anche vedere su Rai 5, insomma, che hanno avuto anche un buon successo. Assolutamente. Proprio per la divulgazione della musica. Anche il maestro Muti crede molto alla divulgazione della musica classica spiegata, e questa è un'iniziativa. Ecco, bravo, è una parola bella questa di spiegata, perché a volte magari può essere un po' più difficile da capire. Certo. L'integrazione proprio, invece quando è spiegata in un certo modo forse è più avvicinabile a tutti. Sì.
Complimenti, poi c'era Pierino il Lupo, insomma, c'erano tante cose. Quello è anzi un bel ricordo, mi fa venire in mente un ricordo di una persona che per noi è stata speciale, che era Lino Toffolo. Assolutamente, ce lo ricordiamo anche Che ho lui lavorato- di casa nostra, diciamo. Sì, che poi è stata un'idea sua quella di fare per la prima volta il Pierino il Lupo in veneziano. Certo. Che poi tra l'altro ho visto anche qualche anno dopo i solisti veneti con Claudio Scimone l'hanno portato in G, quindi è stata un'iniziativa che ha avuto un buon successo. Questo grazie a Lino. Lino è stato un grande personaggio nazionale, direi, comunque veneziano, parte da lì, ma tante cose ha fatto in TV come attore, come cantante. Se non sbaglio addirittura il Bassotto, come si chiamava? Johnny il Bassotto era opera sua. Sì, opera sua, era una sigla televisiva ma che ha avuto un successo enorme. Esatto. Sono felice di poter dire questi nomi perché magari qualcuno se li dimentica col passare del tempo, invece sono nomi importanti e sono di casa nostra, quindi non sempre e non tutti i grandi artisti vengono da Roma, da Milano, quindi dai grandi centri dove c'è la musica, il cinema e tutto il resto, ma abbiamo sfornato anche noi tanti talenti e speriamo di farlo ancora, anche grazie a voi ovviamente. Chissà che Enrico e gli altri ragazzi che vedremo stasera possano affrontare anche loro una lunga carriera che li porti ad essere importanti anche fuori da casa nostra. Io vi ringrazio intanto di essere stati con noi. Vuole aggiungere qualcosa? La vedevo pronto. Volevo invitarti stasera al gran concerto di fine anno. Posso garantire che sarà un gran spettacolo. Ne siamo sicuri, assolutamente. Abbiamo conosciuto adesso il maestro Doni, quindi abbiamo parlato un po' della sua storia, il suo percorso, motivo in più per venire questa sera a San Vendemiano ad assistere a questo concerto meraviglioso. Vi ricordo il concerto di fine anno in collaborazione con la scuola Coletti, che è qui di San Vendemiano, e ne abbiamo già parlato a lungo poi nelle scorse dirette. Poi avremo, abbiamo detto Enrico, Elena, la fisarmonica, Mirko Satto, no? La fisarmonica è bravissimo, grande, col bando Neon tra l'altro, dove eseguiremo Libertango e Oblivion, e con la fisarmonica la passerella di 8,5, altra grande musica del premio Oscar Nino Rota. Complimenti davvero. Vi invito tutti, quindi noi ci saremo in qualche modo a seguire questa serata bellissima. Grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Io lascio spazio un po' alla musica e poi gli altri due ospiti, due protagonisti solisti, cantanti di questa sera. Grazie di cuore. Grazie. Continuiamo con la musica, state con noi, a tra poco. My shoulder on me your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips near to mine, would you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Some people say that's love's again, again. You just can't win. If there's a way, I'll find it someday. And then this fool we rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too.
once again I can. Ed eccoci allora, riprende la diretta di Veneto Globe, ma anche su RC Radio, quindi il saluto doppio, sia radiofonico che televisivo. Oggi abbiamo congedato poco fa i due grandi maestri che sono già andati alla palestra per organizzare e per fare le prove per il gran concerto di fine anno di cui abbiamo già parlato, e sono venuti a trovarci adesso due dei cantanti, forse i due proprio cantanti solisti di questa sera. Abbiamo Enrico Nadai e Elena Lucca, bentrovati. Ciao a tutti. Come state? Tutto bene. Bene. Siamo Agitati? anche in coro, vedi? Stiamo già scaldando la voce. Mi sembra giusto. Allora ragazzi, abbiamo parlato a lungo, abbiamo già spiegato del concerto di questa sera, i maestri ci hanno già detto un po', ci hanno fatto un'anteprima di quello che potremmo ascoltare e provare, ma vorrei anche da voi, se vi va, un commento su quello che sarà la serata, sul vostro percorso personale. Vai, Chi Elena. inizia? Fate voi. Facciamo un po'. Vai. Allora, questa sera appunto ci sarà una serata all'insegna della musica classica, Mhm. ma non solo. Certo. E sì, ci esibiremo singolarmente e anche in duetto. Enrico presenterà il suo singolo, ma ne parlerai tu, spero, di questo. Giustamente, certo. Non so, devo Siccome farti io la non so manager. mai quali canzoni devo fare, Le quindi presento io mi per presento lui. lì alle prove e imparo le canzoni. hai Lì capito? per lì, proprio. Esatto, lì per lì. Un po' come Però so Mina. che devo fare la mia. Ok, Quindi almeno una la sai, è già sei un sicuro. punto di partenza importante. Continui Comunque tu? sì, sarà un concerto, come diceva lei, all'insegna della musica classica e non solo. Certo. E noi canteremo canzoni come per esempio Nuovo Cinema Paradiso, Margherita, che è la mia canzone, Amazing Grace, alcune canzoni di Natale, e quindi ci sarà un repertorio piuttosto vasto. Bene, quindi andremo dal tango alla musica un po' più classica anche a cose più leggere, no? Esattamente. Musica, non dico moderna, ma comunque più fruibili a Sicuramente tanti. moderna, però con un'impostazione che può favorire anche l'intervento dell'orchestra. Chiaro, ed è bello quando si riesce ad unire Molto. il classico al moderno. A me Poco piace fa stavamo parecchio. ascoltando infatti un disco inciso dall'Orchestra Sinfonica di Londra, che era stato fatto appunto in memoria di Fabrizio De André. Mhm. E appunto il fatto che si possano sposare gli strumenti come i violini, violoncelli, ottoni e quant'altro con le voci è qualcosa di assolutamente Magico. straordinario perché non si sente spesso. Vero, E quindi vero. questa sera sarà un'occasione anche per fare qualcosa del genere. Quindi bravi anche voi che vi mettete in gioco come le grandi orchestre Beh, mondiali. ormai questo è un concerto diventato una tradizione perché viene ripetuto annualmente e Certo. quindi non è la prima volta, quantomeno nel mio caso, che mi metto in gioco. Ecco, allora a proposito di prime volte, se ci volete raccontare entrambi, non litigate ovviamente per chi deve cominciare, il vostro percorso, come vi siete avvicinati alla musica e al canto in questo caso, da Vai, dove Elena. siete Vado io. partiti? Vai, Beh, Elena. prima le donne, no? Giusto, per cavalleria ci sta. No, ho iniziato a cantare a 3 anni perché cantavo sempre a casa, poi ho iniziato a parlare, ho iniziato a cantare. Meraviglia. E allora la nonna ha detto vai al coro. Allora da lì ho iniziato col coro intanto. Certo. Poi a 7 anni ho iniziato a fare i miei primi concorsi, così. E così ho conosciuto la mia professoressa, sua mamma. Ah, tra l'altro, bene. E così ho iniziato a studiare con lei, insomma, era un po' di anni ormai che sono con lei. Quindi era una cosa che comunque avevi dentro. cioè, Sì. Da Non è una sempre. cosa nata perché hai visto qualcuno No. e ti sei ispirata. No, proprio... è partita proprio da me, quindi sì. Poi ho mia mamma amante della musica classica, mio papà amante di un genere completamente diverso, tutti in casa che cantano, amano la musica. Beh, è bello però, quando si riesce ad avere contaminazioni di vario genere, è si bello, assorbe sì. un po' di qua e un po' di là. Sì, è la cosa vero, dovrebbe è molto funzionare bello. molto di più. Enrico invece, Io ho la a parte che fortuna voi di siete essere- giovanissimi, giusto? Sì, Quindi... Sì, lei più di me. Sì? Anche interiormente, ne parlavamo prima. Bene, ci sta. E io ho la fortuna di essere figlio d'arte, i miei genitori sono entrambi musicisti, poi come ricordava lei la madre è cantante, insegnante Certo. di canto, quindi ho avuto per la mia esperienza canora una vera e propria guida e ho peraltro partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Oh, e lì volevo arrivare.
Una, la più importante in assoluto, è stata Io Canto, oramai 10 anni fa. Però, Sono passati mamma mia, proprio passa il 10 anni, tempo. sì, sì. Io ti ricordo però, Ecco. cioè, io ero un pelo più grande, Sì, sì. quindi mi ricordo perfettamente. E ho avuto la fortuna in quell'occasione di essere stato premiato da Giulio Rapetti Mogol. Ah, E insomma, Mogol, poi- voglio dire, è un nome Esatto. altisonante. Si sono avvicendate poi una serie di altre esperienze importanti e adesso sto pubblicando delle nuove canzoni. La più recente è quella che presenterò questa sera dal titolo Margherita, ma durante il corso di quest'anno ho presentato anche Andiamo via, un altro mio pezzo. E presto ce ne sarà un altro ancora di nuovo. Insomma, cerco di non fermarmi mai, di Certo. tenermi sempre attivo, soprattutto con la scrittura. Quindi sei un cantautore, si può dire, è un sì. termine che si può utilizzare? Assolutamente sì. Sento Sì, sì. certe Non mi che- offende. No, a alcuni non piace questo termine. Ma non un vedo po' perché. arcaico forse, invece per me è proprio una bella cosa. Assolutamente sì. D'altronde, se uno scrive, collabora per l'arrangiamento, scrive la musica, il testo e tant'altro, perché no? Certo, Perché non dovrebbe certo. essere un cantautore? No, anzi, abbiamo in Italia tanti esempi di cantautori di un certo rilievo, no? Sì. Beh, io alcuni dico- magari non con una voce meravigliosa, però Sì, a livello sì, di sì. scrittura sono assolutamente delle macchine da guerra. Beh, sì, ricordavamo sicuramente timbricamente, è straordinario, però Fabrizio De André, Certo. Lucio Battisti. Bravo. Si è sempre detto che non è mai stato vocalmente eccelso, però siccome ricordavamo anche Mogol, Ma c'era una si magia tratta di nella una delle voce vette- che... sì, indubbiamente. E ti ricordi che edizione era per caso quella di Io Canto? La seconda e la terza, Ah. ho partecipato a entrambe. Quindi quella con Arianna Clery, Clery? sì. Che io È peraltro stata l'ho vista. recentemente a una trasmissione. sì. È cambiata, è cresciuta anche lei. È un cresciuta, sacco. è una studentessa di conservatorio. Ah. Adesso, per quanto ne so, ci sentiamo ogni tanto, ma non con enorme frequenza, però le ho fatto i complimenti, già che è molto brava. Beh, la voce l'ha mantenuta, io me la ricordo Assolutamente all'epoca sì. e mi ero permesso anche di dire una cosa: questa ragazza è posseduta. Perché all'epoca era una bambina, era Sì, piccolissima sì. e aveva un timbro molto graffiante. ma pazzesco, riusciva a cambiare poi delle sfumature incredibili. Quindi... Una canzone che ho sempre ammirato nella maniera in cui veniva eseguita da lei, e Ci vorrebbe il mare. Assolutamente. Di Cocciante. Di Masini, forse. Sì, no. Forse ci Cocciante vorrebbe il mare. Masini. Forse Masini. Masini. Forse, va no, bene. poi andiamo a vedere. Controllo subito. Controlliamo, oggi c'è la tecnologia, ragazzi, abbiamo Google sotto mano, tutti quanti, quindi andiamo a vedere questa No, cosa. però mi sa che hai ragione tu. E poi ce n'era un'altra che io ricordo sempre che cantava lei, che era di Baglioni. Sì, comunque Masini. Avevo ragione. Posso continuare a fare questo lavoro? perfettamente. Allora. Fantastico. Sì. Elena, tu invece nessun programma televisivo ancora? No, programmi televisivi no, ho fatto altre esperienze, ho fatto concorsi e ho avuto le mie soddisfazioni lì. Adesso da gennaio inizierò anch'io a dedicarmi alla scrittura di canzoni mie. Bene. Sì, ho già scritto un bel po' di testi e devo solamente avere il tempo per mettere giù anche le melodie e tutto quanto, insomma, Certo. perché con l'università è un po' difficile. Immagino coniugare combaciare- tutte le cose non è sì, facile. No, non è semplice. Poi sai, comunque come tutte le grandi opere, ci vuole il tempo che ci vuole. Sì, Ce ne sono alcune certo. che magari escono di getto così. Sì, è vero, è Uno vero. senza pensarci le fa, le scrive e arrivano subito, altre invece hanno bisogno di essere sì. iniziate, poi magari lasciate un po' lì a sedimentare, poi di nuovo si riparte. Riprese, riviste, sì, è così. Ragazzi, io non posso fare altro che farvi un grosso in bocca al lupo per tutto quanto, chiaramente per questa sera. Anzi, se volete anche voi fare l'invito ufficiale per tutti gli amici di RC Radio, Elena e è per molto Veneto Globe, brava. Elena è molto brava. No, Vai. io sto ancora Pazzesco. pensando a Masini per il fatto che aveva scritto la canzone Bella Stronza. Sì. E io conobbi la persona a cui era dedicato il pezzo. Ah, vedi. E quindi le ho detto, quella volta che l'ho conosciuta, le ho detto: ma non ti sei sentita offesa? no? Ha detto: no, però effettivamente a quel tempo ero proprio una stronza. Quindi l'ha dipinta proprio nel modo migliore, no? Esatto. Non poteva E trovare l'aveva modo migliore. dedicata a questa signora, ormai divenuta signora, Mhm. durante il corso di un concerto. Vedi. Sarebbe stata la sua
donna, la sua compagna. Avrebbe voluto. Lui, ho ma capito. ok, Sì, ok. sì, E sì, lei sì, a sì, quanto sì. pare si è comportata da tale, come cita il titolo. Sono rimasta male perché salti fuori con Bella Stronzo e ho detto cosa dice a me, non so. No. Beh, c'è anche l'altra di Masini, se vuoi dedicarla a lei a Vabbè, questo punto. No, perché potremmo andare avanti così per un po'. Era per perdonarmi la gaffe dell'errore su Cocciante, però è vero, questa Ci cosa mancherebbe. è vera. Forse ti è venuto in mente Cocciante per un altro motivo. La Sì, tua perché aveva canzone anche fatto. Esatto, sì, mi si è venuto chiama in mente perché Margherita, giustamente, ce n'è una più famosa, ecco, della mia. Ma non si sa, cioè, Sicuramente. quella è già famosa, la tua potrebbe diventarlo presto, anzi, te lo auguro di nuovo. Grazie. Quindi dai, facciamo questo invito ufficiale per Elena, il gran concerto dai, di questa forza, sera. Coraggio. Siete tutti invitati questa sera alle 21. 21 nella palestra polivalente di San Vendemmiano per assistere al gran concerto di fine anno. Meraviglia. Andava bene? Straordinario. Bravissima, io quasi quasi la assumo. Esatto. Loro sono i cantanti solisti di questa sera, Elena Lucca e Enrico Nadai, che ringrazio di nuovo. Grazie mille. Vi rifacciamo ovviamente i nostri auguri, un grosso in bocca al lupo e continuate così. Grazie. Noi continuiamo con la musica, ci sono gli Wham adesso in sottofondo, Last Christmas, con la meravigliosa voce di George Michael. As Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever. Now your pictures there you left behind are just memories
We're a different life. Something made us laugh, something made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always have me forever and a day. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face. There's no price I won't pay to say these words to you. Well, there ain't no luck in these lonely days. But baby, if you give me just one more try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. We'll love you, baby. Always have me Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas,
May your New Year dreams come true. And this song of mine in 3/4 time wishes you and yours the same thing too. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say, Merry Christmas. May your New Year dreams come true. And this song of mine in 3/4 time wishes you and yours, everyone, Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream come true. Merry Christmas. Everything you do only does to steer it down again, you know, and every little thing you do. Oh, every time you decide to go ahead and pass it anyway. Every time you desire starts your brain just like a game debate. You can finally see it crystal clear, but you still feel the same. That's not what you want to be. Whoa, oh, oh, you're only trying to live the way you want. Whoa, oh, oh, I'm trying to find a reason for going on. Whoa, oh, oh, I've been waiting just to lose control. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Every time you just try to be a rainbow in someone's cloud. Every time you believe a kiss will easily turn your day around. The whole life had become a little time spent without a plan. Darling, it was meant to be. Oh, every time you just try to be yourself without a face to wear. And you try to believe in every word they say. Looking back, you've been wasting all the time, and now you just don't care. That is what you want to be. Whoa, oh, oh, you're only trying to live the way you want. Whoa, oh, oh, trying to find a reason for going on. Whoa, oh, oh, I'll be ready just to lose control. Whoa, whoa, oh, whoa. If you fall on your face, whoa. You're still moving forward. Whoa, oh, oh, you're only trying to live the way you want. Whoa, oh, oh, I'm trying to find a reason for going on. Whoa, oh, oh, I'll be ready just to lose control. Whoa, whoa, oh, whoa.
Yes, I'm moving. Get ready for the big time. Tap dancing on landmine. Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Off to Lizzie, do to dizzy. Give it all you got, take it, put it on your big screen. Whacked on, living in a movie. Hot train, that is a cutie. You're so fine, they never see you leaving out the back door. Hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, baby, won't you do me, baby, won't you do me, baby, won't you do me like you done before? Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Get ready for the big time. I'm getting crazy on the moonshine. Yes, I'm moving. I'm really moving. Slow, gin, fizzy. I do take you dizzy. Well, give it all you gotta take it, put it out your misery. Whacked on, living in a movie. Hot train, down is it cutie. So fine, I never see you leaving on the back door. Man. Hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, baby, won't you do me like you done before? Ragdoll, living in a movie. Hot train, that is it cutie. So fine, they never see you leaving out the back door. Man, hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up and see me. Ragdoll, baby, won't you do me like you done before? This is the end. L'audio si sentita? Hold your breath and Non te lo fuori. feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I
Together let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together at skyfall. When it crumbles, we will stand tall. In the skyfall. When it crumbles, we will stand tall. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together at skyfall. Let the sky fall. We'll stand tall at You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Desapareció. Ya no te creo.
éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all. E siamo arrivati alla fine di questa diretta. Oggi avete visto abbiamo avuto diversi ospiti con noi in merito al gran concerto di fine anno che ci sarà, ve lo ricordo, questa sera presso la palestra polivalente in via De Gasperi qui a San Vendemiano. Gran concerto di fine anno che vedrà come protagonisti la piccola orchestra veneta, il direttore Dino Doni che abbiamo intervistato, ma anche il coro Monteverdi New Voices, diretto in questo caso da Silvia Buscato, e le voci. Abbiamo avuto due ospiti, sono quelle di Elena Lucca e Enrico Nadai, grandi solisti che sono stati qui a chiacchierare con noi. Alla fisarmonica Mirko Satto, alla chitarra elettrica questo giovanissimo, ve lo ricordo, 9 anni, Paolo Zamuner. Serata in collaborazione con la scuola di musica Coletti, quindi accorrete in tanti perché davvero sarà un concerto meraviglioso. Questa sera, proprio sabato 28 dicembre alle ore 21. Noi a questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con le nostre dirette è per domani pomeriggio verso le 16:30 circa, saremo ancora qui a San Vendemiano dalle casette della nostra casetta studio qui al villaggio di Magie d'Inverno. Grazie ancora di essere stati con noi, vi lasciamo alla nostra sigla e l'appuntamento appunto è per domani.